Ciao a tutti. Oggi una delle scene più napoletane di sempre, lo zio di Bellavista, la Rinascente di Milano. Un uomo abituato a trattare su tutto si scontra con i prezzi fissi. Per lui lo sconto è un atto d'amore e per ottenerlo è disposto a tutto. Savè, questa è civiltà. Lo sconto è un atto d'amore del venditore per il compratore. In un paese veramente civile lo sconto dovrebbe essere obbligatorio e diverso da persona a persona. Hai capito? Mio zio chiedeva lo sconto anche alla Rinascente. E non alla Rinascente di Napoli, alla Rinascente di Milano. Professore, com'è possibile? Lo sanno tutti che là sono prezzi fissi. Lui, fai conto che doveva comprare un tostapane. Lui andava, prendeva l'elettrodomestico, se lo guardava, se lo girava, vedeva il prezzo e poi chiedeva alla signorina. Qui entra in gioco l'abilità dialettica del napoletano. Prova a strappare 2.000 lire di sconto sul tostapane da 32.000 lire, chiedendo di pagarlo 30.000 cifra tonda. Scusi signorina, questo tostapane costerebbe 32.000 lire. Ora ci domandano un ferrore, potrei pagarlo 30.000 cifra tonda? Mi spiace signore, nella Rinascente pratichiamo solo prezzi fissi. Sì, lo so, ma una volta tanto dico, si potrebbe fare un'eccezione. Guardi che lo sanno tutti che alla Rinascente i prezzi sono fissi. D'accordo signorina, mi potrebbe fare un favore? Dica. Mi può chiamare un minuto la caporeparto? Senta, è perfettamente inutile che io le chiami la caporeparto, non potrà che confermarle quello che le ho già detto. Non si sa mai, noi ci proviamo, a lei che ci costa? Me la chiamo un momento? Di fronte al rifiuto della commessa e della caporeparto non si arrende, si inventa il tostapane rotto, il toast in fiamme e alla fine tira fuori l'asso. Sono amico della signora Rinascente. Senta signore, la nostra commessa le ha appena spiegato, mi sembra che la ditta non può praticare gli sconti. Scusi signora, io l'ho fatto chiamare non per lo sconto, ma perché volevo un consiglio. Dica pure. Lei deve sapere che io questo tostapane a casa già ce l'ho, solo che si è rotto. Stamattina volevo farmi un toast, provole e prosciutto e ho attaccato la spina, ha fatto una fiammata e si è spento. Fortunatamente che ho salvato il prosciutto. Adesso per accomodarlo mi hanno chiesto 20.000 lire. Si mette nei miei panni. È meglio che mi faccia aggiustare il tostapane vecchio o che me ne compro uno nuovo? Se però voi a questo punto mi fate un piccolo sconto, allora tagliamo la testa a toro. Non ci penso più e mi compri il tostapane nuovo. Faccia come crede, ma noi non possiamo praticare gli sconti. Ma io sono anche amico della signora Rinascente. Non esiste nessuna signora Rinascente. Esiste, solo che lei non lo sa. De Crescenzo mette a confronto due Italie, Napoli dove lo sconto è un gesto umano, un atto d'amore che personalizza il rapporto, e Milano dove vige il prezzo fisso impersonale ed efficiente. Il napoletano, di fronte al muro della regola, non si arrende. Inventa storie e persino l'amicizia con la signora Rinascente. È il trionfo dell'arte di arrangiarsi contro la burocrazia. Due mentalità, due idee di civiltà. De Crescenzo le mostra con ironia, senza dire chi ha ragione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un saluto da Massimo Brandi e alla prossima storia.